Ben ritrovati! Il turismo all'aria aperta con campeggi, villaggi turistici, aree di sosta e glamping vivrà un 2023 in ampia crescita. Si prevedono circa 57 milioni di presenze, quindi di pernottamenti, nei 4 mesi estivi classici: giugno, luglio, agosto e settembre, con un aumento di oltre l'1% rispetto all'anno 2019, prima della pandemia, con un pieno recupero delle quote di turismo, in particolare per il settore all'aria aperta. Per quanto attiene al glamping, è una forma che potremmo definire di campeggio con strutture di lusso. Il primo venne realizzato nel 2009 nella campagna della Laguna Veneta e quelle che ora state vedendo sono delle immagini tratte dal sito luoghidavedere.it, nel quale sono mostrati alcuni glamping italiani di grande rilievo qualitativo. La domanda internazionale del turismo all'aria aperta si concentra per il 51% del totale in relazione agli ospiti internazionali, che dimostrano di amare molto l'area del Mediterraneo e l'Italia in particolare. Il 70% del mercato estero si concentrerà in 5 regioni: il Veneto, la Toscana, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Piemonte. Dopo la pandemia sono aumentati gli ospiti che cercano spazi aperti e destinazioni più isolate, e anche le temperature più miti rendono giugno e settembre particolarmente attrattivi. Si dovrà investire di più su criteri di qualità e prendersi maggiore cura del tempo libero degli ospiti, con attenzione alla sostenibilità e al legame con il territorio. Arrivederci e buon viaggio con il turismo all'aria aperta.